esalto, Dio il mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio il mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. L'Ordine Francescano Cappuccino oggi ci presenta una figura di santo, Sant'Ignazio da Santià. Nato nel 1686, frequentò il seminario e a 24 anni venne ordinato presbitero, ma rifiutato un canonicato, una parrocchia, con umili insistenze chiese e ottenne di entrare tra i frati minori cappuccini a 30 anni. Era venuto a cercare umiltà e obbedienza e divenne modello di queste virtù per 54 anni. Sua gioia era stare all'ultimo posto, servo di tutti, sempre pronto a qualunque richiamo dei superiori. Maestro dei novizi, apostolo del confessionale, consolatore degli infermi che visitava nelle loro case, con l'animo sempre immerso in Dio e con inalterabile serenità con tutti. Morto il 22 settembre 1770, beatificato da Paolo VI e annoverato tra i santi da Giovanni Paolo II nel 2002. L'esempio dei santi, modello della nostra vita. Vogliamo accogliere il loro insegnamento. E all'inizio di questa Eucaristia, in cui ci prepariamo ad accogliere la parola di Dio, che sia luce per la nostra vita, e celebriamo l'Eucaristia perché sia forza per mettere in pratica questa luce, questa parola di Dio. Vogliamo riconoscere anche le nostre debolezze, le nostre fragilità, confessare i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, per restaurare l'umana natura hai voluto che l'obbedienza riparasse ciò che aveva perduto la superbia. Concedi propizio per le preghiere e gli esempi del presbitero Sant'Ignazio da Santià
ci rendano disponibili a compiere con prontezza la tua volontà, principio della nostra salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Esdra. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola che il Signore aveva detto per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e salga a Gerusalemme che è in Giuda e costruisca il tempio del Signore, Dio di Israele. Egli è il Dio che è a Gerusalemme. E a ogni superstite da tutti i luoghi dove aveva dimorato come straniero, gli abitanti del luogo forniranno argento e oro, beni e bestiame, con offerte spontanee per il Tempio di Dio che è a Gerusalemme. Allora si levarono i capi del casato di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e i leviti. A tutti Dio aveva destato lo spirito affinché salissero a costruire il Tempio del Signore che è a Gerusalemme. Tutti i loro vicini li sostennero con oggetti d'argento, oro, beni, bestiame e oggetti preziosi, oltre a quello che ciascuno offrì spontaneamente. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La luce. Nella Sacra Scrittura si parla spesso della luce e Gesù si definisce la vera luce venuta a illuminare la nostra vita e a svelare il disegno di amore del Padre. Ma dice anche: voi siete la luce del mondo. E dove possiamo trovare la luce? Perché noi non ce l'abbiamo. L'ascolto della parola di Dio è una luce che accende il discepolo perché anche lui faccia luce a chi è ancora nel buio. Siamo chiamati ad essere luce e a portare la luce. È solamente chi ha veramente ascoltato la parola di Dio può trasmetterla agli altri. Solo chi è illuminato può illuminare. Ma come possiamo essere illuminati? Allora ci sono diverse possibilità, nel mettere in risalto due possibilità: il Vangelo e l'esempio dei santi che vivono il Vangelo. Questo tesoro nascosto non deve essere messo da parte sotto il moggio, ma sopra il lucerniere. Deve espandersi, illuminare il mondo. Questa parola di Dio, che è presente anche nel Vangelo, non deve rimanere su uno scaffale che prenda la polvere, ma poterlo adoperare, poterlo leggere, poterlo meditare. Come diceva Papa Francesco, portarlo con sé nella borsa o in tasca, perché sia una luce. Non possiamo donare agli altri se non lo riceviamo dal Signore. Ma poi ci dice: attenzione a come ascoltate. La parabola del seminatore. Come ascoltate significa con quale atteggiamento, disponibilità, prontezza il cristiano si mette all'ascolto della parola. E allora, secondo esempio, i santi ci possono aiutare. Ognuno ha una caratteristica particolare. Volete, ci insegnavano, comprendere la regola di San Francesco? Non state solamente a leggere dei libri, delle parole, guardate come coloro che l'hanno vissuta. Esempi da imitare abbiamo bisogno. Oggi i Cappuccini ci presentano Sant'Ignazio da Santiago e la preghiera metteva in risalto proprio un aspetto della sua vita, che è fare la volontà di Dio. Era già sacerdote da 6 anni, aveva una vita, ma dice: io non so
se sono capace di fare la volontà di Dio, perché ho paura di fare la mia volontà e non quella di Dio. E perciò ha voluto sottostare a dei superiori, a delle persone, perché l'aiutassero a comprendere la parola di Dio. La preghiera diceva: «Oh Signore, là dove la superbia ha distrutto la volontà di Dio, ci doni anche questi esempi degli aiuti. Quello che è importante è la volontà di Dio, che la troviamo proprio come luce nella parola. Ascoltiamo la parola, la leggiamo, la meditiamo ogni giorno. È luce per noi, per poi essere anche noi luce per gli altri». Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre misericordioso, che in Sant'Ignazio ha impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo.
E noi uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giovanni, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio,
tutti i santi, San Leopoldo, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Canto di comunione numero 205. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timore. In Lui confido, non ho timore. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timore.
confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvator, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Preghiamo. Dio Onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, fa che sull'esempio di Sant'Ignazio impariamo a cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O Dio, Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Hai dato al mondo Cristo nostro Salvator, Madre sei di Gesù, sei benedetta tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
È alla ricerca dei cereali più salutari. Preferiti. Ha trovato la sua colazione. Un attimo. Ed è un prodotto il prezzo migliore. Con i prodotti il prezzo migliore. Corona in bottiglia da 33 centilitri a 99 centesimi. Prix, risparmiate sereni. Da noi si mangia bene. Ed allora dirai I love you Prix. Amici, un saluto a Giuseppe De Vitis. Vi è piaciuta questa fase estiva? Sicuramente a qualcuno sì, ad altri un po' meno, perché vorrebbero già l'autunno o comunque quantomeno delle temperature meno elevate. Beh, vi accontento, perché effettivamente dopo la fase estiva arriverà la fase autunnale. Le nuvole aumenteranno nel corso della giornata, soprattutto in serata, però ancora tutto sommato giornata di domenica sarà ancora stabile, anche se le nuvole aumenteranno. Le prime gocce di pioggia verso il Trentino Alto Adige in serata. Però vedete, sull'Emilia Romagna, il Veneto sì, aumenteranno le nuvole, ma non sono previste precipitazioni. Sul nord-ovest cominceranno le prime piogge sul finire della giornata di domenica. Ed infatti, guardate, ancora massime tra i 28 e i 31 gradi. Ancora una domenica d'estate. Guardate le temperature minime, 16-18 gradi centigradi. È tutto, ci riaggiorniamo presto, ma preparatevi perché da lunedì torna l'autunno, calo delle temperature e piogge.